Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Valle Talmason svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Eccoci tornati con un altro appuntamento dell'agenda di giovedì. Sono con Massimo. Ciao Massimo, come stai? Buon pomeriggio a tutti, tutto bene Ale? Ecco, dobbiamo parlare di un bel po' di cose. Finalmente abbiamo un po' di argomenti che vanno anche fuori, estranei un po' all'Udinese, anche se come sempre parliamo di Udinese perché è un po' il clou, ma parliamo anche di Udine, ma non solo di Udinese, perché possiamo dirlo, ci stiamo avvicinando sempre di più all'evento più importante probabilmente che questa città ospita o ha ospitato fino a questo momento, che è la finale di Supercoppa Europea, e abbiamo la prima partecipante che sarà appunto il Tottenham, che vince contro United nella finale più noiosa che io abbia mai visto in vita mia, una finale veramente non per appassionati di calcio, però il Tottenham riesce a vincere grazie a un autogol di Luke Shaw. Vincono i due ex udinese, Vicario e Udoge. Vicario tra l'altro protagonista, nonostante di un piccolo errorino pochi minuti prima, ma soprattutto al 96esimo di una parata decisiva per tenere l'1-0. E adesso abbiamo la prima squadra che il 13 agosto verrà al Blue Energy Stadium per la finale di Supercoppa Europea. Manca la seconda, che la vedremo sabato 31 maggio, tra Paris Saint-Germain e Inter, e Max giustamente ha detto almeno due ex udinese nella finalissima Udine, perché potrebbe esserci anche un terzo in caso vincesse l'Inter con Zielinski. Però, tornando a questo, tu adesso, prima di andare a analizzare sta cosa, preferivi vincesse il Tottenham o l'United? Cioè, chi preferivi dei due vedere a Udine? Ma Ale, diciamo che Tottenham e United sono comunque due squadre che in una città come Udine, in uno stadio come il Blue Energy Stadium, fa sempre piacere vedere, e sicuramente dalla finale di Supercoppa Europea ci si aspetta un evento di grandissime dimensioni e dalle grandissime emozioni. Sicuramente fa piacere rivedere appunto due ex udinesi in campo al Blue Energy Stadium, e sarebbe bellissimo qualora ci fosse anche il terzo ex udinese Zielinski, rivedere un po' quelli che sono stati alcuni dei giocatori più importanti di quest'anni con la maglia bianconera, e sicuramente ci aspetta una partita di grandissimo livello. Sì, diciamo che un po' anche l'abbiamo visto con un po' più di interesse rispetto al solito, no? Questa finale, appunto perché si arriva a questo importante evento. Adesso il 31 maggio la grande partita contro la grande partita tra PSG e Inter. Mi viene un po' di rammarico io però a vedere ieri il Tottenham vincere con due giocatori dell'Udinese, ex Udinese in realtà. Cioè, capisco Udoge perché ha avuto il suo percorso, è un giocatore che è arrivato qua, è esploso ed è voluto andare via lui, l'Udinese voleva tenere un altro anno, lui è voluto andare subito a fare l'esperienza al Tottenham, tant'è che poi dopo l'Udinese è riuscito a convincerlo con un anno di prestito, ma già avendolo ceduto una stagione prima. Però io a vedere Vicario che si prende la scena, che è un portiere nato qua, cresciuto qua, che è dovuto ripartire dal Fontana Fredda addirittura dalla Serie D per mettersi in mostra e vincere la cosa, diciamo che cioè, sono contentissimo per lui, sia chiaro, Guglielmo te lo strameriti, però sai un po' rivederlo a Udine, che torna a Udine, ma perché ha vinto col Tottenham e non perché ha giocato nell'Udinese, mi lascia un po' così. C'è il rammarico, Ale, di non averlo mai visto in prima squadra con la maglia bianconera, sicuramente, perché stiamo parlando di un giocatore di altissimo livello, e sicuramente non aver avuto l'opportunità di vederlo nell'Udinese di quest'anni fa sicuramente male. Però indubbiamente siamo contenti di rivederlo assieme a Udoge in quella che sarà il grandissimo appuntamento che ci aspetta a fine estate. In attesa dell'estate, perché poi l'estate sarà, sì, è vero,
attesa per la Supercoppa, che è un po' l'evento che tutti noi vogliamo seguire, ma ci sarà anche il mercato, quindi sarà anche tema un'estate viva. Da quel punto di vista lì parleremo di tanto, perché l'Udinese farà tanto, ma intanto l'Udinese deve finire il campionato, deve finire con onore, cercando di onorare un po' questo torneo e di cercare di chiudere il miglior modo possibile contro la Fiorentina, e un Udinese che arriva un po' con tante assenze, perché Toven ha finito la stagione con largo anticipo, Isaac Touré pure, Pagero l'ha finita, Camarà ha qualche noia muscolare, quindi bisogna capire al flessore, no? Ha saltato qualche allenamento già in questa settimana, bisogna capire anche lui come arriva alla partita e in che stato di forma. E lo stesso Biol, anche lui non è al top, quindi sai, un Udinese che arriva non nelle migliori condizioni, però arriva cercando di mi sono dimenticato di Iker Bravo, tra l'altro, che è saltata la partita l'ultima contro la Juve per un problema al piede in extremis, però non arriva nelle migliori condizioni, però deve cercare di regalare una soddisfazione, perché se no chiudere con 8 sconfitte nelle ultime 10, con un calando così brutto, così vistoso, veramente rischia di, anzi non rischia, cancella quanto di buono ha fatto. Sì, è sicuramente un Udinese che deve cercare di approcciare nel miglior modo la partita contro la Fiorentina, ma non tanto per, diciamo, un obiettivo a livello classifica, perché ormai lo sappiamo, l'obiettivo 50 punti è aritmeticamente, diciamo, sfuggito ai friulani. Resta l'obiettivo 47 punti per cercare di almeno eguagliare quella che è stato, diciamo, la quota record raggiunta negli ultimi 12 anni dai bianconeri. Secondo me però è una partita da approcciare nel modo giusto, più che altro per cercare anche un po' di avvicinarci a quelli che possono essere i ragionamenti in ottica futura, perché nel momento in cui la società fa capire di voler continuare con la guida tecnica anche di Runjaic, Sì. bisogna sicuramente, diciamo, sfruttare qualsiasi occasione per cercare di ristabilire le giuste ambizioni e il giusto equilibrio all'interno della squadra. Sarà una partita sicuramente interessante che, al prescindere dal risultato, ci darà anche l'occasione probabilmente di vedere quelle che potrebbero essere le sperimentazioni del tecnico, a differenza delle precedenti Ti partite. aspetti delle sperimentazioni? Io poche, te lo dico, cioè sono onesto. Adesso andiamo proprio a parlare di possibili novità a livello proprio tattico, perché a livello di uomini quelli sono, non è che ne ha tanti, molti sono infortunati, abbiamo visto prima, ma tu, in cuor tuo, ti aspetti di qualcosa di diverso? Ma, più che altro nel momento in cui, devi fare i conti con l'assenza di Pagero, di altri giocatori importanti, lo stesso Iker Bravo anche, che okay, sicuramente magari non gioca un ruolo fondamentale, all'interno della rosa titolare, però è sicuramente un'assenza con cui bisogna fare i conti. Sarebbe molto bello avere l'occasione di vedere, di dare almeno una chance alla coppia Lucca-Davis in attacco, perché ci darebbe modo sicuramente di, diciamo, fare dei ragionamenti su quello che può essere lo stile di gioco offensivo dell'Udinese nel momento in cui non vuoi utilizzare Iker Bravo, non vuoi utilizzare Alexis Sanchez o appunto Iker Bravo, data appunto la sua assenza. Quindi sicuramente in quest'ottica qua mi aspetto delle sperimentazioni, e poi ovviamente a centrocampo mi aspetterei magari di rivedere Attah, che è rientrato assieme a Luca dalla squalifica, quindi ovviamente è un recupero importante quello di Attah, che va a sopperire l'assenza di Pagero, quindi numericamente Lovric gioca, o Kellenkamp potrebbe essere questo un po' il ballottaggio. Se non è 3-6-1, perché io mi aspetto di nuovo in realtà un 3-6-1 con Kellenkamp sotto punta e Lovric Attah come mezzale, o addirittura Attah sotto punta, però io dico mettiamola sta doppia punta, mettiamola. Lucca Davis è proprio questo, no? È una, non li abbiamo mai visti se non realmente in una partita, quella col Cagliari 2-0 all'andata, che segnarono tra l'altro proprio Lucca e Davis. E, devi capire anche un po'. Davis secondo me ha dimostrato che è un attaccante straordinario, ma se c'è un attaccante a fianco fa ancora meglio. E deve ovviamente cercare di risolvere i suoi problemi fisici, però è un giocatore che se non li provi adesso non li capisci poi dopo, no? E io da questo punto di vista qua ti dico che io li metterei entrambi. Non credo giocheranno entrambi, però è una cosa che la devi provare, anche per come gioca la Fiorentina. Cioè la Fiorentina, ragazzi, ha dimostrato che difensivamente traballa, e traballa parecchio.
E l'esempio è stata la sconfitta contro il Venezia, no? Che tra l'altro il direttore ex udinese Pradè ai canali ufficiali del club dice è inaccettabile perdere col Venezia, con un Venezia che ha vinto con 2 attaccanti leggeri addirittura, con Yeboah e Oristanio, quindi è una Fiorentina che difensivamente soffre. Da quel punto di vista lì bisogna cercare di, secondo me, andare anche a dare un po' più di supporto davanti, perché io non ho nulla contro il 3-6-1, cioè per me, per quanto riguarda i moduli, non c'è un modulo migliore degli altri. Però c'è un modulo, cioè non un modulo, uno schieramento, un posizionamento dei giocatori che può valorizzare il materiale umano che ha a disposizione. Questo Udinese col 3-6-1 non riesce a portare abbastanza uomini nell'area di rigore o nella fase addirittura di impostazione, nella fase quindi offensiva, non riesce a portare abbastanza uomini davanti o a fare arrivare la palla a questi uomini qua e quindi non riesce a essere pericolosa. E magari il 3-6, l'esempio, cioè non per forza bisogna giocare con 20 attaccanti, cioè molte squadre giocano senza punte, no? Ad oggi ci sono tante squadre che non hanno un attaccante di riferimento, no? Il Paris Saint-Germain, ti faccio un esempio, no? Però questa squadra qui con questo modulo qua non riesce a funzionare. L'abbiamo detto ormai da inizio stagione. Io l'unica udinese che ho visto bene, ripeto, era quella con le 2 punte, che erano Toven e Lucca. Toven non ce l'hai, però hai Davis. Io Davis Lucca è da addirittura, pensa, piccolo aneddoto, era da Bologna Udinese, prima giornata di questo campionato, che Davis entra al fianco di Lucca e l'Udinese cambia un po' la partita. E io da quel momento lì che dissi a Runic, mister, questa squadra se metti con gli attaccanti 2 davanti fa una buona figura. Lui mi ha detto we will see, mi ha risposto, e poi non l'abbiamo non l'abbiamo più visto. Quindi, ma è anche, sai cosa? È anche per adesso, è anche la scusa per cambiare, perché Runic ha sempre detto, io penso alla squadra anche in funzione dell'avversario che andiamo a affrontare, quindi magari ho messo molte volte il 3-6-1 per giocare contro la Juve, eccetera, eccetera. Contro la Fiorentina, secondo me, io non ho fatto Coverciano, ma contro la Fiorentina, se tu metti 2 attaccanti di peso davanti, inevitabilmente la metti in difficoltà, perché la Fiorentina è una squadra che per come vuole giocare soffre questo tipo di posizione, soffre 2 cose, soffre o gli attaccanti di peso che stanno lì, ok? Perché vuol dire che devi aumentare la tua cosa difensiva, cosa che la Fiorentina fa fatica, perché per esempio gli esterni tornano poco, cioè ti faccio anche questi ragionamenti qua. Oppure soffre molto quando hai attaccanti veloci che partono in contropiede. Quindi siccome l'Udinese, che di solito gioca in contropiede, ma non ha gli attaccanti veloci per partir via, a meno che non giochi con i Carbrao profondi davanti, che forse, ma neanche tanto, possono sorprendere in contropiede in velocità, ma non avendolo, allora gioca con questa prima soluzione. Non credo, però lo vedremo. Sì, Ale, allora a me personalmente piacerebbe molto vedere appunto una coppia inedita come quella di Luca Davis in avanti, anche perché ricordiamoci, veniamo da una partita, quella contro la Juve, in cui abbiamo visto un Davis molto solo e mal accompagnato, quindi diciamo nel momento in cui vai a giocare contro una Fiorentina che, se vogliamo, a livello difensivo è anche diciamo molto meno forte, almeno sulla carta, rispetto ai bianconeri di Torino, io onestamente preferirei vedere una coppia inedita come quella di Luke e Davis, piuttosto che invece vedere magari un Davis con una sottopunta come Atta, con magari però un modulo che non rende giustizia, diciamo, a quelle che possono essere le volontà della squadra friulana. Rispondiamo un attimo alla domanda, ci fa Imp, ma Pizarro è già in vacanza in Cile, perché giustamente in effetti noi parliamo di tutti e di solito Esatto. non parliamo mai di lui, quindi in effetti anche la sua domanda è pertinente, perché dice scusate ma questo qua, cioè non lo nominate neanche più. No, Pizarro sappiamo che ha avuto una stagione parecchio complicata, perché ha terminato in anticipo la sua stagione col Colo-Colo per via di un infortunio al quale si è operato, e quindi è arrivato praticamente da un infortunio di mesi, quindi è un po' come Sanchez, ha dovuto mettersi in condizione per giocare. E poi dopo si è dovuto anche confrontare con, oltre al recupero fisico, l'ambientamento nel campionato italiano, che è un campionato che anche a livello tattico è molto superiore a quello a cui lui era abituato, e quindi non era pronto per giocare subito in Serie A titolare. Questo è stato anche un po' il problema. Quindi Pizarro ha avuto bisogno anche quest'anno di ambientarsi sia a livello personale, climatico, eccetera, eccetera, ma anche a livello proprio tattico, a il livello che richiede la Serie A.
Tant'è che più volte, per cercare intanto di farlo mettere in condizione ritmo, ha giocato con la primavera quest'anno di Mr. Bubnic. Perché? Perché ovviamente intanto prendeva un po' di confidenza anche col modo in cui si difende in Italia, tutte queste cose così. E quindi è praticamente arrivato un giocatore, un diamante grezzo, un po' indietro. E quindi per quello quest'anno è stato impiegato pochissimo, tant'è che Rooney ce l'ha fatto giocare con l'Inter, se non sbaglio l'ha fatto entrare un'altra partita che adesso non mi viene in mente. In campionato ha subentrato no, col Monza, quella prima in casa del Monza, adesso non mi ricordo, devo andare a controllare, però è subentrato anche lì pochi minuti dalla fine. Però sì, non ha fatto di più, perché proprio per una questione di anche essere pronto, cioè è un giocatore di prospettiva, è un giocatore che fisicamente ha una struttura importante, fisicamente può essere anche quasi pronto alla Serie A, perché comunque quando lo vedi anche in primavera, cioè le poche partite che ha giocato non lo spostavano fisicamente, cioè un giocatore fisicamente fa la differenza. Tatticamente è arrivato un po' indietro, quindi ci aggiungiamo l'ambientamento personale, l'ambientamento tattico al campionato italiano, il recupero dall'infortunio che ha fatto perdere la prima parte di stagione. Ecco il motivo per cui ci avviciniamo all'ultima giornata di campionato con Pizarro, che l'abbiamo visto sì e no 25 minuti in totale tra campionato e Coppa Italia, quindi non è già in vacanza, anzi motivo per cui tra l'altro l'Udinese a marzo l'aveva mandato a fare il sudamericano under 20 con la propria nazionale, col Cile, dove tra l'altro scelte parecchio visionarie da parte del CT, perché l'ha messo alla destra in un 4-3-3, quindi parecchio visionario anche lì, però va bene, almeno giocava, ha preso un po' di ritmo. Però sì, è stata una stagione purtroppo che è iniziata male per via degli infortuni, e poi si è dovuto anche confrontare con una realtà che evidentemente in questo momento storico è di un livello superiore a quanto lui è. Poi magari dopo un anno di ambientamento e tutto, quest'estate inizia l'estate con la preparazione fatta bene e può subito mettersi in mostra, e anzi dopo un anno di ambientamento può essere anche già pronto. Sì, sicuramente, anche perché ricordiamo l'Udinese in realtà, dispone di giovani di grandissime qualità. Hai detto bene lo stesso Pizarro, Ale, ma anche Pafundi, su cui si possono aprire sicuramente dei ragionamenti importanti, in ottica futura, e ripartire da loro, avviare dei progetti anche per quello che sarà l'Udinese dei prossimi anni. Quindi bisogna cercare sicuramente il giusto equilibrio all'interno della squadra, e sicuramente però sono 2 giocatori da cui si può ripartire, insomma. Da chi partirà un po' la Fiorentina, no? Perché sappiamo che anche la Fiorentina viene qua non come si pensava fosse una partita da passerella, no? Cioè da dire, boh, facciamo sti 90 minuti e ci togliamo il pensiero di questa stagione, no? Poi cosa è successo? Che la Fiorentina è andata a vincere col Bologna e quindi ha ancora un lumicino di speranza acceso. Cioè, servirebbe probabilmente che la Fiorentina vincesse con l'Udinese e la Lazio perdesse in casa con Lecce. Questo sarebbe l'unica combinazione possibile per vedere la Fiorentina in Conference League per il quarto anno consecutivo. Cioè non ne potranno più, però non riesce a far di meglio, quindi è già tanto importante anche avere una continuità di qualificazioni europee. E la Fiorentina che arriva con diversi giocatori in dubbio, no? Sappiamo dei problemi di Comuzzo, Gudmundsson che ha saltato le ultime partite, Cataldi probabilmente ha già finito la stagione, quindi è una Fiorentina che arriva un po' così, però arriva con la voglia di dover vincere, e quindi io per quello sono molto spaventato, perché non arriva una squadra, cioè paradossalmente anche il Monza è venuto con la voglia di vincere, poi non aveva le capacità, e lì gli hai realmente regalato la partita, perché non aveva le capacità di metterti in difficoltà. Però la Fiorentina arriva e ha le capacità, perché ha un attacco molto importante, ha degli esterni, Dodò e Gosses, di altissimo livello, cioè di livello della squadra che lotta per l'Europa, in effetti lotta per quelle posizioni lì. Quindi arriverà una Fiorentina che con la voglia di provare a sognare il posto in Conference di nuovo, che proverà a fare la partita. Quindi io, se vedo un Udinese con un atteggiamento arrendevole, con una speranza di punire in contropiede con Lovric e De Kellenkamp in questo 3-4-2-1 che abbiamo visto a Torino, con la Juve ho i miei dubbi di una buona riuscita della partita, cioè, capito? Cioè, quindi da quel punto di vista lì vedremo. Una cosa che non vedremo probabilmente è Sanchez, perché visto l'uscita che ha fatto sui social, penso si sia autoescluso e abbia finito in anticipo la stagione. Sì, probabilmente si è giocato anche quei 15 minuti che probabilmente Rooney poteva disegnarli a fine partita. Chiaro, sicuramente una partita che sulla carta ci lascia parecchio timore, perché
io mi ricordo, facevamo dei ragionamenti addirittura a 5 giornate dalla fine, quando dovevamo scontrarci contro squadre come il Bologna, il Monza, Torino, appunto stessa Juve, Fiorentina, e sicuramente le squadre con cui bisognava cercare di fare almeno 3 punti poteva essere il Monza, poteva essere il Cagliari. Fortunatamente a Cagliari, diciamo, l'Udinese è riuscita, diciamo, a ritrovare un po' quello che era lo stile di gioco che aveva diciamo fatto affezionare i tifosi in buona parte della prima parte di campionato. E sicuramente però arrivare all'ultima di campionato, giocare contro una Fiorentina che secondo me sulla carta può essere addirittura più pericolosa della Juve, e io lo dissi addirittura 3 giornate fa di campionato, mi sarei aspettato più un pareggio a Torino contro la Juve piuttosto che contro la Fiorentina. Quindi sicuramente è una gara da approcciare nel modo giusto, ma sicuramente, diciamo, alla vigilia ci lascia parecchio timore. Anche una gara importante, perché se perdi sarebbe la 18ª sconfitta quest'anno, chiudi praticamente con un girone di sconfitte. È vero che ci sono state molte più vittorie rispetto all'anno scorso, ma 18 sconfitte pesano. Cioè 18 sconfitte pesano. Più che altro nel modo in cui sono arrivate. Bravo. E anche perché, diciamo, non riusciresti neanche a eguagliare quella che è stata l'annata di Sottil, dopo in realtà un campionato che non è stato, diciamo, disastroso da parte dell'Udinese, perché in realtà nella prima parte di campionato ci ha anche dato l'illusione di poter competere, poter combattere per avvicinarci almeno a quello che poteva sembrare il sogno Conference League, ma una seconda parte di campionato che purtroppo non ha reso giustizia. Ma paradossalmente questa squadra, che secondo me sulla carta è anche leggermente più forte di quella che ha avuto Sottil, rischia di fare meno punti. Cioè, poi alla fine è brutto da dire, ma la gente, cioè, cito Conte oggi, o voglio citare Conte. Conte dice: questo campionato, se noi arriviamo secondi, non se lo ricorderà nessuno. Se noi lo vinciamo, diranno: oh, l'ha vinto il Napoli. Quindi uguale all'Udinese. Questa Udinese era forte, sì, e poi valuterai adesso, puoi valutare, puoi fare discorsi, analisi profonde. Se però a fine anno andiamo a vedere la classifica e vedi che l'Udinese ha fatto 44 punti, dici: boh, allora tanto forte non era. Oppure era tanto forte e non è stata tanto ben valorizzata. Cioè, capito? Allora, anche come concludi è importante. Quindi io per quello credo che l'Udinese debba cercare almeno di salvare la faccia. Poi se riesce a tirare fuori anche una vittoria e arrivare a 47 in modo tale da dire: io ho eguagliato un po' il record di punti dell'era post Guidolin, con un po' di giustificazioni del caso, quindi magari sai il Toven che si fa male, mi sta fuori 3 mesi tutta la stagione, magari un po' riesci a... Però se chiudi con 8 sconfitte nelle ultime 10, perdendo eventualmente anche contro la Fiorentina, comincia a essere un macigno bello pesante, anche proprio per fare le analisi profonde, no? di tutto quello che non è andato. Cioè il macigno di 8 sconfitte nelle ultime 10 vuol dire che in 2 mesi e mezzo tu hai perso 8 volte, sei arrivato a perdere in un girone intero di campionato, in pratica rischia veramente di essere una brutta batosta, ma soprattutto anche difficile da capire come ripartire, perché io continuo a dire questo, poi dopo ci spostiamo sugli altri sport. Non è sempre facile ripartire cambiando allenatore via. Cioè, non è che se cambia allenatore arriva un altro, allora improvvisamente si risolvono tutti i problemi. Quindi io, anche da quel punto di vista lì, voglio capire, cioè, da Runic voglio capire quanto in mano hai questa squadra. Questo voglio capire con la Fiorentina. A me non mi interessa se l'Udinese vince, pareggio o perda, tanto ormai la classifica è quella. Io voglio capire quanto quest'uomo ha ancora il polso della squadra. Cioè, se io vedo un Udinese che lotta, gioca alla pari con la Fiorentina, fa la sua partita, magari perde 1-0 in contropiede, dico ok, va bene, però comunque vedi che... Ma se vedo un Udinese che aspetta il 90esimo, come è successo nelle ultime partite, sai che fai fatica a trovare anche le attenuanti, le attenuanti, no? Sì, perché come chiede Imp, ma siamo veramente convinti, no? Te la faccio a te, Max, la domanda. Ma siamo veramente convinti che il mister verrà riconfermato? Ma più che altro il Group Technical Director Nani, diciamo, è intervenuto in conferenza per ribadire che appunto la volontà è quella di continuare con il tecnico tedesco. E io da una parte non sarei neanche dispiaciuto, perché nel momento in cui, è vero, tu concludi una stagione con 44 punti che, ok, sicuramente magari non rispecchiano quelli che potevano essere gli obiettivi della squadra arrivati, diciamo, soprattutto nella prima metà di stagione,
obiettivi, però in realtà quelli che si era prefissi, diciamo, l'allenatore Kostel Luinic, che sono stati alla fine anche rispettati, perché la salvezza è arrivata con Al 1° marzo è arrivata, quindi diciamo che obiettivo raggiunto anche con un grande stile. Poi purtroppo, diciamo, la seconda parte di campionato è andata come noi tutti sappiamo. Però io onestamente darei continuità all'operato di Luinic, nonostante tutto, nonostante, diciamo, quelle che sono state le diverse difficoltà nell'ultima parte di campionato, ma anche gli screzi magari avuti con alcuni giocatori, pensiamo soprattutto all'episodio con Sanchez. Però più che altro nel momento in cui tu non lo confermeresti, chi vai a prendere? Abbiamo fatto dei ragionamenti, faceva lo stesso Alessandro, su Eusebio Di Francesco, che sicuramente potrebbe essere un allenatore probabilmente anche giusto per quello che è il gioco dell'Udinese, per quello che sono le qualità della rosa, però vorrebbe dire ripartire di nuovo da zero, soprattutto nel momento in cui ti aspetta un'estate in cui probabilmente ci saranno alcune partenze. Pensiamo, allora, si potrebbero aprire dei ragionamenti su Solé, non sappiamo se la volontà del giocatore francese è quella di rimanere un altro anno per cercare di affinare quelle che sono le sue grandissime potenzialità, oppure tentare la giocata all'Udoge, quindi dopo un'annata la giocata all'Udoge è bella. dopo un'annata un po', diciamo, sicuramente molto positiva, cercare subito il contratto con una squadra di top livello europeo. Luca, sappiamo... Guarda, sai cosa a proposito, no? A proposito del mercato, interrompo un attimo. Ieri la FIFA ha ufficializzato, perché ha avuto l'ok da parte di tutte le federazioni delle squadre che parteciperanno al mondiale per club, ha ottenuto l'ok da tutte le federazioni, quindi ha potuto ufficializzare la finestra di mercato speciale che si aprirà dal 1 al 10 giugno, quindi fra una settimana, in pratica 10 giorni, quanto è? Oggi siamo al 22, quindi fra poco, fra 10 giorni, si aprirà un mini mercato dove, attenzione, perché ci partecipano Juve e Inter, che hanno bisogno di giocatori pronti anche fisicamente per fare una competizione che dopo le 2 stagioni completamente diverse, ma che hanno avuto entrambe molto estenuanti, la Juve per un tipo di ragionamento, l'Inter anche perché è arrivata in fondo a tutte le competizioni, quindi anche molto stanca, Inzaghi ha bisogno di forze fresche. Quindi anche occhio a questo mercato qua, perché sai, io più che, secondo me, Rounic, la conferma di Rounic non passa dai risultati e basta, secondo me. Secondo me i risultati sono anche proprio l'ultima cosa che guarderanno. Guarderà la società, no? Nel confermare o meno Rounic, perché gli hanno detto raggiungimi la salvezza, lui l'ha raggiunta, quindi obiettivo minimo l'ha raggiunto. Quindi oggettivamente poi, per come ha chiuso, quello la società secondo me non gli darà troppo peso, darà più peso a tanti altri aspetti, cioè a quanto questa squadra, per fare l'eventuale passettino in più, quindi arrivare nella parte sinistra della classifica, quanto questa squadra va rivoluzionata. Perché tu devi far conto delle cessioni naturali di bilancio, le definisco io così, che l'Udinese ogni estate deve fare. La scorsa estate sono stati Sammarzic e Perez, hai perso ingaggi importanti come quello di Wallace, come quello del Tucu Pereira, eccetera, eccetera. Quest'anno qualcosa devi fare. E allora subentra Cabasele, per esempio, che è in scadenza, subentra il discorso Sanchez, eventualmente, perché se tu vuoi confermare Rounic, è ovvio che non puoi tenere Sanchez, o se vuoi confermare Sanchez, diventa già ovvio che non puoi confermare Rounic, quindi capisci che non dipendono solo dai risultati sportivi, come la sua conferma. E poi ci sono a livello di rivoluzione, perché se questo allenatore dice io questa squadra non la vedo pronta a giocare col 4-4-2, che è il modo, secondo me, che per come ho capito io questa squadra può fare salto di qualità, e la società gli dice ok, ma cosa ti serve per il 4-4-2? Mi servono 2 attaccanti, 2 esterni di centrocampo e 2 mediani, e di questi chi terresti? Terrei solo sti 6 o 7 giocatori titolari del gruppo titolare. È chiaro che è anche un ragionamento che dici le richieste sono tante. Io davvero credo che questa squadra abbia bisogno di tutti questi cambiamenti per arrivare a parte di classifica. Cioè devi anche sederti e parlare faccia a faccia con l'allenatore. Se l'allenatore ti dice che questa squadra va cambiata e rivoluzionata e dei titolari me ne devi chiamare almeno 8, dici aspetta, secondo me in realtà basta cambiarne uno, quindi forse non si ha sulla stessa lunghezza d'onda. Poi c'è tutto il discorso a livello economico, quindi io penso che sarà un bei 20 giorni belli caldi in casa udinese, dove ci si siederanno al tavolo e cercheranno anche di capire da questo punto di vista come ripartire, perché ci sono tante situazioni che secondo me saranno tipo effetto domino, no? Se
Se sistemi il caso Sanchez, di conseguenza hai sistemato il caso Runjic, o in parte hai sistemato il caso Runjic. Se sistemi il caso Sanchez, di conseguenza a livello anche proprio economico è un altro anno di esborso importante, che però Sanchez eventualmente vuol dire che ti ha dato delle certezze tali che quindi quelli soldi lì che metti su di lui li devi trovare da altre parti, quindi comporta altre scelte. Quindi sono tanti discorsi che verranno fatti. Ad oggi quello che sappiamo è che Runjic è comunque un allenatore che il suo l'ha fatto, cioè gli han dato 2 obiettivi su 3, dei 3 che gli avevano dati, gli han dati 2 e 2 li ha rispettati. Il primo era salvarsi tranquillamente e lui non è mai sceso sotto la 12ª posizione, mal che vada finisce al 12° posto del campionato. L'altro obiettivo che gli han dato è valorizzare i giocatori. Giocatori Un po' valorizzati in parte. un po' a taglio, su questo non son tanto convinto, però eventualmente anche su quello loro pensano sia stato un buon lavoro. Come dice Imp, no, tu facevi i nomi, dipende chi trovare, no, come han trovato Runjic, magari ce ne son tanti altri emergenti che noi non conosciamo. Esatto, cioè perché noi dobbiam pensare che l'Udinese ha un buon apparato di scouting, non solo per i giocatori, ma anche per gli allenatori. Uno dei migliori d'Europa sicuramente. Ma quello degli allenatori è pazzesco, perché tu molte volte magari vai a conoscere il giocatore che gioca nella Serie B inglese, o vai a conoscere il giocatore che gioca nella squadra che lotta per salvarsi in Olanda, però gli allenatori è un panorama molto più ampio, perché magari come Runjic, che era uno dei migliori, se non il migliore allenatore che c'era in circolazione in Polonia, magari tu adesso non lo sai, sparo a caso, non c'è nulla di... però magari non lo sai, c'è uno che ha dominato il campionato rumeno, ok? Facendo un calcio propositivo, 4-2-3-1, i giocatori che si buttano dentro, palla fuori, dici, cavolo, se questo lo fa in Italia, rivoluziona il campionato. Quindi è vero che ci potrebbero essere altri giocatori, sicuramente c'è già una short list, l'Udinese ha sempre il piano B pronto, ogni scelta che fa l'Udinese è già strategicamente pronta ad avere il piano B, quindi avrà già una short list di nomi eventualmente in caso di non conferma di Runjic, però ad oggi è più probabile che Runjic resti piuttosto che se ne vada ad oggi. Poi ci deve un passare di mezzo ancora. L'ultima giornata di campionato, capire cosa fare con Sanchez e parlare faccia a faccia a Gino e Runjic, che ancora non è avvenuto. Quindi quando si siederanno e a bocce ferme, questo ovviamente quando avverrà a bocce ferme e discuteranno la stagione successiva, dopo quello sapremo ovviamente qualcosina di più per quanto riguarda che Udinese sarà e da chi ripartirà in panchina. Da un Udinese che sta avendo un brutto periodo passiamo a una squadra che ha avuto un vero e proprio tonfo, no Max? La Web Cividale combatte contro Forlì, ma perde anche gara 5, gara decisiva per i quarti di finale, playoff di Serie A2, e viene eliminata. Finisce qua la stagione delle Eagles, un 3-2 per Forlì che passa e lascia tanti se, tanti ma, nonostante una Web Cividale che ha fatto una stagione positiva, perché comunque è arrivata una storica finale di Coppa Italia, persa, però è arrivata una finale storica di Coppa Italia, una squadra che comunque è sempre stata nella, non dico parte sinistra perché nel basket è leggermente diverso, però nella top 5, no? Top 6 in classifica tutto l'anno, a tratti è stata anche in top 3, quindi comunque è una stagione anche a livello di continuità più che positiva. E io ti dico, Max, tu che eri lì ieri al Palagesteco, appena è arrivata la sirena finale, un po' che ambiente, che aria si percepiva? Ma sicuramente si respirava un grandissimo rammarico per quello che poteva essere, diciamo, un traguardo storico per una realtà, quella di Cividale, che non deve più essere immaginata come appunto un progetto vincolato a un paesino di poco più di 10.000 abitanti, 20.000 abitanti, ma deve essere pensata come, diciamo, un progetto in via di sviluppo per cercare di avvicinarsi a quelle che sono le altre realtà del territorio. Abbiamo visto lo stesso Apu, che sicuramente porta avanti un progetto importante da diversi anni e che giustamente coglie i frutti del proprio lavoro con una promozione nella massima serie meritatissima. Quindi sì, sicuramente l'atmosfera, il clima che si respirava era un clima di grandissimo rammarico per quella che comunque era stata una partita sicuramente decisa nei dettagli, perché ne parlavamo proprio io e Alessandro Di Lenarda, che era appunto con me al Palagesteco a vedere la partita. È stata sicuramente una partita influenzata dai dettagli. Abbiamo visto lo stesso Ferrari, che è sicuramente un giocatore che dispone di qualità importantissime. Sappiamo probabilmente l'anno prossimo non lo vedremo più con la maglia del Cividale, per cercare, diciamo, di dare un po'
di continuità a quelle che sono le ambizioni di un ragazzo che ha delle qualità importantissime, ma l'abbiamo visto sbagliare 3 tiri liberi su 4, quindi già da questa piccola statistica, Ale, capisci che sicuramente è una partita che approcciata nel modo giusto, ma che purtroppo è stata decisa da alcuni particolari. Ti faccio una domanda. Dimmi tutto. Si poteva fare di più, perché è chiaro che è stato una grande cioè se adesso dobbiamo dare un voto alla stagione della Web, il voto è positivo, cioè non diamo un 5 in pagella, diamo un 6,5 almeno, perché comunque è arrivato un campionato costante, un campionato con una regolarità e una continuità di prestazioni e risultati importanti, una finale storica di Coppa Italia. Però arrivi per la prima volta nella tua storia a un quarto di finale di playoff dove paradossalmente hai tu i favori del pronostico. Hai 3 gare su 5 in casa, vinci 2-0 dopo le prime 2 gare, quindi ti porti 2 match point a Forlì, li perdi entrambi, ci sono state le assenze, sappiamo. Redivo non al top, questo quanto continua a dire coach Pilastrini. Lamb ovviamente è un'assenza importantissima, il secondo straniero, ma aveva le sue assenze anche a Forlì, mancava Perkovic, mancava per esempio, no? Giusto per farne uno, ma Magro, eccetera, eccetera, e arrivi da 2-0 a 2-3. Allora io ti faccio questa domanda, ma si poteva fare di più? Ma ti dico la verità, Ale, nel momento in cui tu riesci, diciamo, a vincere le prime 2 partite in casa, anche grazie al vantaggio del fattore campo, che poi sappiamo ha giocato un ruolo fondamentale, perché tutte, diciamo, le squadre che avevano questo vantaggio appunto nel tabellone playoff alla fine l'hanno sfruttato nel migliore dei modi, e infatti, diciamo, sono uscite a trovare 2 vittorie nelle prime 2 partite della striscia quarti playoff. Si poteva fare di più? Magari in trasferta ti direi di no, Ale, perché comunque giocare contro il Forlì in trasferta non è sicuramente facile, anche per quelle che sono sicuramente le qualità importanti del Forlì. Sappiamo essere una squadra comunque da certi punti di vista sì simile alla Web Cividale, però comunque non è mai facile giocare in trasferta. Chiaro che nel momento in cui la tua volontà è quella di andare a conquistare subito la semifinale playoff, la partita andava chiusa in gara 3 o in gara 4. Abbiamo visto Sebastiano Rieti, la volontà era quella, diciamo, di continuare in questo cammino dei playoff, e sicuramente la vittoria è arrivata in gara 3, quindi questa testimonianza che quando vuoi, diciamo, portare avanti un obiettivo ci sono, diciamo, le potenzialità. Quella forza mentale, no? Che è mancata. Sentiamo cosa ha detto un attimo prima di addentrarci, no? Nelle analisi anche di questa sconfitta, perché è una sconfitta che fa male. Inutile che ci giriamo attorno, è una sconfitta che fa male, perché io penso che tutti no, io penso che un buon 55% all'inizio di questa serie playoff credesse che Cividale riuscisse, no? a passare il turno. Dopo gara 1 e gara 2 con Cividale avanti 2-0, io penso che più che il 75% delle persone pensava ok, adesso Cividale riuscirà a conquistare la semifinale. Siamo qua a commentare un 3-2 Forlì, e anche coach Pilastrini ha voluto parlare poco della partita. Poi alla fine andiamo a sentire un attimo cosa ha detto. Ma adesso, poi se volete vi faccio anche il commento sulla partita, ma credo che a questo punto il commento sulla partita sia meno importante. Credo che vada il commento sulla stagione, anche sulla serie. Credo che io almeno sono orgogliosissimo di quello che ha fatto la mia squadra. La stagione è stata entusiasmante. Avevamo una paura pazzesca all'inizio della stagione, anche se avevamo ambizione, però questa a 20 squadre, con queste piazze, queste squadre, questi giocatori di grandissimo prestigio che sono scesi in questo campionato, erano per noi un grande stimolo, ma anche una minaccia importante, perché noi siamo ambiziosi, volevamo essere competitivi, ma poi tra il dire e il fare sappiamo che c'è sempre un grande gap, e siamo andati oltre le più rosee aspettative, perché per come è andata la stagione forse possiamo dire che siamo arrivati solo al quinto posto, perché abbiamo
davvero perso tante partite in maniera rocambolesca e potevamo addirittura pensare a qualcosa di più, e comunque siamo stati praticamente sempre dentro il playoff. Forse c'è stato un momentino che abbiamo rischiato di essere fuori dai playoff, quando invece all'inizio dell'anno la paura di non fare neanche i play-in o di essere invischiati nei play-out era molto alta. Quindi la stagione è stata bellissima, questa serie di playoff è stata altrettanto bella, l'abbiamo affrontata in condizioni menomate, abbiamo giocato tutte buone partite. Non voglio entrare in merito di polemiche, però ripeto, faccio complimenti ai miei giocatori, complimenti alla società che si è dimostrata sempre vicina. Abbiamo il pubblico più bello d'Italia e questa serie ce lo ha dimostrato. Ecco, poi dopo invitiamo tutti a seguirlo sui canali della Web Cividale, perché ovviamente abbiamo preso un piccolo estratto, durava un bel po' di più il suo commento, però sì, c'era la paura, lui dice no, c'era la paura il coach che Cividale potesse votare addirittura per la salvezza in questo campionato così competitivo, eppure siamo stati stabilmente in zona playoff, addirittura siamo venuti a giocarci questa serie con Forlì che è stata bellissima col fattore capo in casa. Sì, giustissimo, io continuo a vedere il percorso di crescita, cioè rispetto all'anno scorso io vedo che è stato ancora in casa Cividale messo uno step, se non quasi uno step e mezzo in più rispetto all'anno scorso, quindi il mattoncino di questa casa si sta mettendo, no? Uno sopra l'altro, quindi sta arrivando un po' questa crescita, però d'altra parte dico anche sì, ok, va bene tutto, però secondo me si poteva fare qualcosa di più, perché è vero che a inizio anno magari neanche la società stessa si aspettava questo, anche se dopo una stagione del genere, quella con cui avevi concluso perdendo praticamente con Cantù grazie a un Ichi straordinario e un Moraschini che segnava ovunque, Cividale si ripresentava con l'obiettivo di arrivare di nuovo ai playoff, però capisco la paura per il nuovo campionato, le squadre che erano scese dalla 1, io capisco tutto, arrivando però adesso, no, per come era arrivata la stagione ai playoff, secondo me quel gradino in più non era così tanto insormontabile, cioè arrivare Max alla semifinale, alla tua prefinale storica dei playoff non era così tanto impossibile, per come ti eri costruito questa chance, no? Perché te l'hai ricostruita con una crescita costante, cioè questa squadra è arrivata convincente, cioè tu arrivavi con Marangon e Ferrari che erano due giovani che potevano esplodere, Marangon e Ferrari ti ha trascinato tutto l'anno, Marangon in questa serie playoff è stato determinante, e quindi è vero sì, se guardiamo inizio stagione, ma non è più la Web di inizio stagione, cioè la Web di inizio stagione è nata ad agosto ed è morta a settembre, a ottobre. Poi dopo, con la costanza dei risultati e prestazioni, è diventata un'altra Web. La finale di Coppa Italia ha dato un'altra consapevolezza a questa squadra, che poteva giocarsela con chiunque e poteva battere chiunque. E quindi se puoi giocarla con chiunque, batti chiunque, hai il tuo momento di crisi post delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia, recuperi, fai un finale di stagione dove riesci a qualificarti col fattore campo in casa, io non lo so, io ero molto convinto che Cividale arrivasse almeno in semifinale, io ero molto convinto, quindi forse per quello ti continuo a dire, si poteva fare di più. Sì, sicuramente anch'io, Ale, alla vigilia di gara 5, sicuramente mi aspettavo una Web magari più propositiva a cercare, diciamo, di finalizzare un traguardo che sarebbe stato di grandissimo livello. Chiaro è che poi bisogna aprire anche altri ragionamenti, perché nel momento in cui arrivi magari in semifinale di playoff e devi andarti a scontrare magari contro una Rimini, che sappiamo comunque essere una squadra molto difficile, diciamo, per via dei grandissimi mezzi qualitativi di cui dispone, chiaro, bisogna diciamo aprire dei ragionamenti anche in ottica di quello che poteva essere verosimilmente il cammino della Web poi per arrivare in fondo al tabellone. Sì. Ne ha parlato anche il presidente Minkaric, andiamo un attimo a ascoltare un estratto per capire anche un po' poi dei piani alti, perché abbiamo sentito il parere tecnico del coach che ha vissuto il gruppo giorno per giorno in questa stagione lunga, vediamo anche un po' cosa ne pensa poi il presidente. Allora, niente, io ci tengo a fare i complimenti alla mia squadra, al mio allenatore, al mio staff, che ci hanno regalato emozioni incredibili. Anche stasera è stata una partita straordinaria.
però bisogna dire con onestà che Forlì se l'è presa, se l'è meritata questa serie. Era sotto 2-0, ha rimesso le cose in parità e oggi ha fatto una gran partita, soprattutto nel secondo quarto. Poi però credo che anche le assenze alla fine si compensassero, perché è vero che noi abbiamo perso Doron, che per noi è decisivo, ma loro alla fine non avevano Perkovic. Quindi non possiamo neanche dire di essere stati troppo penalizzati dall'assenza di Doron. Bisogna dire che però nel terzo e nel quarto quarto la mia squadra è stata commovente, ha fatto una rimonta straordinaria, spinta da un pubblico commovente che non voleva uscire da questa serie, però dobbiamo accettare il risultato del campo. Con Antimo Martino ci siamo parlati un attimo alla fine, quello che mi ha detto lui è quello che condivido. Ci siamo riempiti di legnate, sono rimasti in piedi loro, vanno avanti loro, complimenti a loro che hanno trovato 2 o 3 giocatori decisivi, soprattutto nel finale, ma io non ho nulla da dire ai miei giocatori se non bravi, sono stati commoventi per dedizione, per grinta, per voglia di mollare fino in fondo e ci abbiamo creduto a un certo punto, ci è mancato qualcosina, ma più che è mancato a noi hanno trovato canestri pazzeschi del Chiaro e Gaspardo, complimenti a Gaspardo. Con noi ha fatto una grande serie, è bello vederlo giocare così bene, come complimenti a Cenciarini che nel secondo quarto alla faccia dei suoi 40 anni ha dato lezioni di pallacanestro. Bisogna anche riconoscere i meriti degli avversari, ma ribadisco, io abbraccio tutti i miei perché sono stati veramente commoventi per impegno, dedizione, attaccamento alla maglia, voglia di non uscire da questa serie. Abbiamo sognato nelle semifinali, sarete vicini, si vede che ancora non siamo sufficientemente bravi per farlo. E da questo ripartiremo, sapendo di contare su un grande pubblico educato e civile, non come qualcos'altro, ma io non voglio parlare degli avversari, anche se è stato bruttissimo più andare Forlì che qua, per l'ambiente che abbiamo trovato è stato bruttissimo e me ne dispiaccio, ma questo non toglie che faccio complimenti sinceri ai nostri avversari perché alla fine credo che la loro vittoria oggi sia legittima e meritata. Chiaro che c'è un po' di dispiacere, no? Max, un po' di delusione, lo notiamo anche nelle sue parole, nel rammarico. Evidentemente non siamo ancora pronti per andare in semifinale, l'ha detto con molta onestà. E evidentemente è questo. Cioè, Cividale probabilmente ha fatto tutta una stagione al di sopra delle aspettative, tanto al di sopra da convincere probabilmente tutti noi di essere una squadra pronta, di essere una squadra, non dico dello stesso livello di Cantù, però di essere una squadra che ai playoff se la gioca con chiunque. E poi invece in realtà le prime minime difficoltà di una serie con Forlì, che secondo me era un testa a testa, cioè non c'era Forlì favorita in questa serie, anzi a maggior ragione forse Cividale, avendo il fattore campo in casa, era leggermente più favorita, è crollata, ha avuto un po' una brutta battuta d'arresto. Quindi adesso ovviamente bisognerà ripartire, cosa che faranno sicuramente, bisognerà capire anche come ripartire, perché ci sarà qualche addio importante nel roster. È difficile pensare rimarranno tutti, ma è difficile pensare rimarrà anche tutto lo zoccolo duro, che è stato un po' il punto di forza di Cividale quest'anno, quindi sarà una stagione in cui bisognerà ripartire, Max, e bisognerà ripartire con anche stimoli nuovi, perché quest'anno secondo me è stata una stagione che al di là del punto di vista fisico ti ha tolto anche tanto dal punto di vista mentale e emotivo. Cioè è una squadra che è stata anche un po' svuotata emotivamente, perché tu devi pensare che è la prima volta che assapori un po' questo palcoscenico, se poi vieni, sportivamente parlando, sbattuto a terra e buttato fuori così bruscamente, velocemente, perché assapori la finale di Coppa Italia, arriva Cantù, boom, perdi, male, boom. Ti riesci a rialzare da quella batosta emotiva più che sportiva, ovviamente. Superi quella mini crisi che hai avuto in campionato, ti presenti in pompa magna con un po' di carica ai playoff, boom, vinci 2-0, dai che andiamo in semifinale, boom, 3-2, super Gaspardo, che ha fatto bene a citarlo il presidente Minkalic perché è stato l'MVP di questa serie, secondo me, e è difficile ripartire di nuovo. Quindi anche a livello di stimoli questo gruppo, secondo me, è arrivato anche ad aver dato tutto, perché è un gruppo che è assieme da tanti anni, uno zoccolo duro che è assieme da tanti anni, quindi c'è stato il rinnovo di coach Pilastrini e quindi da lui si riparte, ma magari si riparte con altri giocatori. L'unica cosa che secondo me Cividale quest'anno non deve sbagliare è il secondo americano. Poi dopo smettiamo di parlare di Cividale, però è chiaro che inizi la stagione con Marx impostando un gioco in una maniera e poi ti ritrovi costretto a dover riprendere Doron Lamb,
il Redivo non è Maradona, cioè non vince da solo le partite, cioè è fortissimo, ma abbiamo visto che fa fatica a vincere da solo, ha bisogno di un secondo straniero di livello, un po' come è stato quest'anno nelle squadre più forti, no? Basti pensare che Cantù ha dovuto prendere Dustin Oghi in corsa, Udine, Iki è una stella, ma se non c'era Johnson probabilmente non vinceva il campionato Udine. E lo stesso adesso deve farci Vidal. L'obiettivo, oltre a capire da chi ripartire lo zoccolo duro, e anche qua qualche informazione già ce l'abbiamo, ma aspettiamo un attimo che si verificano, no, un po' delle determinate situazioni, è azzeccare il secondo straniero. E da una sponda all'altra del basket, Max, no? Abbiamo parlato di Cividale, parliamo di Udine, Udine che i playoff se li gusta dal divano perché ha vinto il campionato, quindi ha ottenuto la promozione in diretta. 2 novità importanti, la prima più di merito, di elogio, di plauso a coach Vertemati, che è il miglior allenatore della Serie 2 di quest'anno. Adesso è tempo di votazioni, tempo di premiazioni da parte di tutta la LNP, ha fatto praticamente raccolto i voti di tutti gli allenatori e dirigenti di tutte le squadre che hanno partecipato quest'anno alla Serie 2, e quello che ha raccolto più voti come miglior allenatore è coach Adriano Vertemati, un premio meritatissimo, penso non ci sia tanto da aggiungere, perché come ha detto anche il coach Pilestrini prima, abbiamo sentito il video, ma Max, nel campionato più difficile di sempre la Serie 2 vince l'allenatore che fa il basket più diverso e più concreto, quindi a livello proprio tattico ingabbia gli avversari, allora è giusto che vinca lui il premio miglior allenatore. La mia stima per coach Vertemati la conoscete, quindi potrei star qua a parlare ore di lui, però oggettivamente è un premio che secondo me è più che meritato. Se lo meritavano in tanti, perché ci sono stati tanti allenatori che hanno fatto bene, penso a coach Crotti di Avellino, che Avellino ha fatto una stagione da squadra che doveva sì e no salvarsi quest'anno, a fare i play-in addirittura, comunque chapeau al coach di Avellino, però è chiaro che il coach Vertemati ha messo il carico pesante, no? Gli è andato la squadra per vincere, anche se sulla carta non era il più forte, lui ha vinto. Quello anche fa la differenza, no? Sì, è un premio che diciamo dà i giusti meriti ad un allenatore che ha saputo diciamo sfruttare gli elementi a sua disposizione per fare un grande cammino con una squadra, quella di Udine, che poi di fatto è andata a conquistarsi la massima serie. Quindi da questo punto di vista qui è un premio che non può fare altro che confermare le grandissime qualità dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umano di gestione del gruppo. Gestione del gruppo, esatto, di coach Vertemati. Premiazioni che non finiscono qua, magari questa non è una premiazione tanto in quanto premio, ma è una conferma, perché bisogna capire da chi ripartire, no? Parlavamo prima della Cividale, la Udine sa da chi ripartire, ed è Matteo Daros, che ha rinnovato fino al 2027, seconda conferma dopo Mirza Libegovic, il capitano, che ha rinnovato fino al 2028. Matteo Daros, col contratto in scadenza, ha deciso di rinnovare fino al 2027. Questo è importante, l'obiettivo di Udine è presentarsi anche con uno zoccolo duro degli eroi della promozione, perché cambiare il roster completamente poi non è facile, quindi ripartire da un blocco così è importante. Sappiamo che Iki ha un altro anno di contratto, quindi Iki sarà il terzo che viene confermato. Mirza Libegovic, essendo capitano, anche Volter è importante venisse confermato, arriva anche Matteo Daros, uno dei pupilli anche di coach Vertemati, ma oggettivamente uno anche dei giocatori più forti, anche per intelligenza tattica penso che Daros possa starci benissimo in A1, nonostante l'età, perché c'è il dubbio età su Matteo Daros, tutti hanno il dubbio sulla sua tenuta anche fisica, no? Per un giocatore comunque del 1989, quindi 36 anni, però Matteo Daros ha un'intelligenza cestistica tale che secondo me ha maggior ragione in Serie A, giocando magari non 35 minuti, ma giocando quei 10 minuti, 12 minuti a partita, ma fatti con la sua intelligenza, può essere quel cambio che ti dà benzina, cioè che ti aumenta anzi che non ti aumenta la qualità proprio della pallacanestro, no? Perché magari entra fresco e ti fa quelle 2 o 3 giocate che solo lui sa fare, che poi dopo fai lo step in più. Quindi siamo tutti contenti di vedere ancora le sue magie qua in Friuli, perché è veramente un giocatore che fa divertire. Ecco, uno dei pochi giocatori, secondo me, che magari non ti fa impazzire pagare il prezzo del biglietto, perché magari fa 50 punti, 20 schiacciate, però è un giocatore che, se a te piace il gioco, l'essenza del basket, ha un'intelligenza, un modo di giocare, una visione di gioco
il Pirlo del basket, cioè nel senso, per farti capire, fa dei passaggi, vede delle cose che gli altri non vedono, quindi è anche bello da vedere per quello, è un giocatore proprio bello da vedere, cestisticamente parlando, quindi ovviamente tutti i complimenti a Matteo Da Ros, come facciamo i complimenti, prima di passare all'altro sport, a Rimini e Cantù, che passano vincendo le rispettive gare a 5, e andiamo a completare un po' questo tabellone playoff con... preferivamo vederci Vidal assieme a Rimini, però ormai è così, dobbiamo accettare il verdetto e vediamo veramente un tabellone playoff di altissimo livello, con una finale Rimini-Cantù annunciata, che probabilmente si verificherà secondo me, con vediamo chi farà compagnia a Udine poi in A1 in questa grande scalata. Piccola parentesi finale prima di salutarci, pallavolo non si ferma, c'è stato il rinnovo di Terpin per quanto riguarda la Tinet Pratta, invece lato CDA c'è una nuova schiacciatrice, si chiama, scusate la pronuncia, non sono greco ma ci provo, Efrosini Bakodimu, ok? Che è una giocatrice che ha già giocato in Serie A, addirittura in Serie A1 con Cuneo la scorsa stagione, arriva dalla Grecia, schiacciatrice di profilo internazionale, della Thompson University, quindi con un background anche statunitense per il suo stile di gioco, e poi dopo ha giocato in patria e poi dopo appunto, come dicevo, ha giocato l'ultima stagione in Serie A1 di italiana, che è il campionato più difficile al mondo a livello di pallavolo femminile, con Cuneo, convocata alla nazionale greca, quindi anche una ragazza nel giro della nazionale, dopo Frosi, Nomax, comincia a prendere forma questo roster che, attenzione, perché rischia di essere veramente, veramente forte, perché guardando i primi nomi dicevi sì, sono ottime giocatrici, adesso che ne abbiamo visti già 6 o 7, è un roster che punta a vincere tutto. Più che altro perché in molti casi sono dei nomi che ti possono trasmettere anche esperienza, perché hai detto giustamente prima il nome di Giorgia Frosini, è sicuramente una giocatrice che, vantando diciamo una grandissima esperienza, soprattutto nella massima serie, può diventare un elemento fondamentale per la CDA Talma Sons, le cui intenzioni sappiamo essere abbastanza chiare, quello ovviamente di diciamo cercare di ripartire dopo una stagione diciamo abbastanza delicata, abbastanza problematica in Serie 1 e cercare appunto di ritrovare già dal prossimo anno l'opportunità di risalire nella massima serie. Quindi in quest'ottica sono sicuramente degli acquisti importanti, quelli appunto messi a segno dalla CDA, che sicuramente si pone obiettivi importanti. Si pone obiettivi importanti, non vediamo l'ora riparta, perché in realtà io sono, essendo un malato di sport, mi dispiace, da un certo lato mi dispiace stiamo finendo tutte le stagioni, perché è finita quella dell'Appo, finita quella della CDA, finita quella della Tinet, è finita ieri quella di Cividale, domenica finisce quella dell'Udinese, non vedo l'ora si riparta, però in realtà ci divertiremo lo stesso molto quest'estate con i movimenti, il mercato, la parte un po' dietro le quinte che di solito stuzzica molto anche la fantasia di tutti noi. Max, grazie per essere stato con me. Grazie a te, Ale. Noi vi salutiamo, per l'agenda oggi è tutto. Buona continuazione, come dicono in TV, su questi schermi, in realtà sul nostro sito per rimanere aggiornati con tutte le notizie. Un saluto. Ciao a tutti. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Volley Talma Sons vola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Siamo con te.